binario 1. Treno in arrivo. Allontanarsi dalla linea gialla. Prestare attenzione al binario 1. Treno in arrivo. Allontanarsi dalla linea gialla. Prestare attenzione al binario 1. Treno in arrivo. Allontanarsi dalla linea gialla. Prestare attenzione al binario 1. Treno in arrivo. Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, è indicato attraversare la linea gialla in attesa del treno. Messina. No, vero, domani. Messina, stazione di Messina. Prestare attenzione al binario 1. Treno in arrivo. Si prosegue con l'attenzione alla mobilità sostenibile in Sicilia e in particolare nella provincia di Messina. È importante questo passaggio sulla metroferrovia con la nuova tariffazione perché creerà ovviamente un legame anche con l'amministrazione comunale. Quindi bella questa sinergia tra le due attività, la regione siciliana e l'amministrazione comunale di Messina. Ma guardi, anche se qualcuno dice diversamente, il presidente Musumeci ha una grande attenzione per Messina, quindi noi guardiamo poco alle chiacchiere, pensiamo molto ai fatti. Oggi siamo qua a Messina per lavorare negli interessi di questa grande comunità, di questa prestigiosa comunità messinese e non solo, e in questo senso siamo impegnati per realizzare una grande mobilità sostenibile, una grande armonia con tre grandi enti che sono Trenitalia, che sono ATM e quindi Comune e soprattutto Regione Siciliana, che oggi mette anche i soldi, lo vorrei ricordare, per realizzare questa grande integrazione del biglietto unico, e in questo senso daremo un grande servizio ai messinesi, ma non solo a loro. Esattamente, ricordiamo Assessore che già abbiamo 16 treni POP su 21 in commissionati, quindi l'attenzione non è solamente sulla tariffazione ma anche sui rotabili. Abbiamo voluto coniugare la sistemazione dell'infrastruttura con il nuovo materiale rotabile. Se voi guardate, i treni POP sono tra i più innovativi d'Italia e noi abbiamo la più importante flotta di treni POP in Italia. Ne arriveranno entro luglio altri 5 e finalmente li metteremo, oltre che sulla direttrice Palermo-Messina, Messina-Catania-Siracusa, anche sul Catania-Palermo, creando quindi nuovi servizi, ma creando soprattutto una grande occasione di trasporto ferroviario. Non a caso dal 2018 al 2019 fino al 2020, ante pandemia, il servizio ferroviario è ritenuto molto appetibile e ha un incremento come in nessun'altra parte d'Italia. Sindaco, dallo smantellare il tram ad un'integrazione su tutti i fronti della mobilità sostenibile. Il Comune di Messina sta lavorando benissimo su questo fronte e noi come associazione apprezziamo tantissimo la sinergia che c'è sia con Trenitalia che con la regione siciliana. Beh, l'esclamazione era ora. Ci dispiace che questa operazione andava fatta 10 anni fa, rientrava nei nostri programmi come la riqualificazione del percorso del tram, per il quale già abbiamo 25 milioni di euro di finanziamento e stiamo lavorando in questo momento sul progetto. Quindi una nuova mobilità, una mobilità green che punta anche a cancellare le strutture del passato, ma comunque a rendere anche da un punto di vista economico compatibile e appetibile una strategia che porti a zero macchine nel centro urbano. Quindi una Messina diversa, una Messina più green, una Messina sicuramente che guarda al futuro. Assolutamente sì, anche in questo contesto abbiamo presentato più progetti per la forestazione urbana e i nostri modelli di progetto sono stati presi ad esempio da tante altre città metropolitane per quanto riguarda il recovery plan. Bella questa sinergia che c'è tra l'amministrazione comunale e la regione siciliana, e questo incentivo con la nuova tariffazione credo che sarà un punto di slancio veramente per questa, non per la mobilità ferroviaria ma per tutta la mobilità della città di Messina. Ma mi verrebbe di fare una battuta: insieme si può. Io aggiungerei nella sinergia certamente i padroni di casa, Trenitalia, e aggiungerei certamente ATM, la nostra partecipata, che poi sarà la parte attuativa. E io sono dell'idea che per poter portare avanti i progetti ambiziosi bisogna lavorare insieme.
la contrapposizione non sempre porta a risultati positivi e questo ne è un esempio virtuoso. Assolutamente. Assessore, noi vedremo a sistema adesso, insieme a tutti questi sistemi di mobilità ferroviaria, il gommato, anche le piste ciclabili. Quindi la città di Messina sta lavorando su questo fronte, ci sono dei progetti ambiziosi, cosa ci può dire in tal senso? Stiamo lavorando a tutta una serie di progetti ambiziosi, come bene dice, tutti inseriti all'interno di una strategia più complessiva che è raccolta all'interno di un sistema di pianificazione, il PGTU in primis e il PUMS in seconda battuta. Chiaramente tutte queste attività devono viaggiare assolutamente in sinergia, perché se no andiamo a fare degli interventi sport che non permettono poi un reale funzionamento di tutta l'attività. Presidente, come diceva il punto il sindaco, anche l'assessore Falcone, si sta lavorando veramente bene su Messina, su quello che è l'integrazione su tutti i vettori e anche sulla mobilità green. L'ATM su che fronte sta lavorando adesso? Su che cosa ci può anticipare? Ma noi stiamo lavorando, intanto diciamo che sulla mobilità green abbiamo intanto i 16 autobus elettrici, abbiamo attrezzato il nostro personale che farà le verifiche, ZTL e altro con le bici elettriche, ci stiamo lavorando, acquisteremo altri bus elettrici, abbiamo già messo in cantiere questo, stiamo acquistando anche dei bus usati e nella prossima gara che faremo con Agenda Urbana privilegeremo i bus ibridi, perché ancora il costo degli elettrici è un pochettino alto ma sta scendendo rapidamente. Questo è quello che stiamo facendo. Chiaramente dico, siamo anche molto attenti a tutto quello che sono i servizi da erogare ai disabili, abbiamo tutti i mezzi che sono dotati certamente delle pedane per salire e scendere, cioè da questo punto di vista ATM è molto sensibile, stiamo lavorando per abbattere barriere architettoniche ovunque nell'erogare i nostri servizi, quindi abbiamo da sempre, ritengo, avuto un'attenzione importante verso questo settore. Certo, abbiamo il problema molte volte, la problematica delle tessere, diciamo, degli abbonamenti agevolati, ma lì abbiamo un problema perché la Regione non ha più finanziato, non ci ha più fatti avere quei fondi che prima servivano a integrare questi abbonamenti. Ci stiamo lavorando, spero che anche questo problema si possa risolvere per dare una risposta concreta a chi magari è un po' meno fortunato di noi. Sì, sulle persone a mobilità ridotta noi come associazione siamo testimoni dell'attenzione che c'ha l'ATM su questo fronte. Volevo chiedere, di questo la ringraziamo. Volevo chiedere invece, questa integrazione tariffaria è veramente importante per sviluppare la città di Messina? Penso proprio di sì, perché con 2 euro tu hai la possibilità di arrivare da Giampilieri al centro della città, prenderti il bus o i tram e andare dove devi andare, e mi pare che è un passaggio importante. Prima si spendeva 4,80 euro, quindi io capisco che la gente era un poco così restia a utilizzare questo mezzo. L'integrazione tariffaria con Trenitalia come la vede? Cosa vede per esempio su questo fronte? Ovviamente è un fatto positivo, con il biglietto integrato si favorisce questo servizio. Bisogna vedere se i cittadini ne usufruiranno. Abbiamo avuto esperienze passate drammatiche, i treni viaggiavano vuoti, la gente continuava ad intasare la città con le automobili venendo dalla parte più periferica della città. Adesso si sta tentando che con un solo biglietto utilizzi sia il treno che il tram, speriamo che sia la svolta decisiva. È un'occasione che i messinesi non devono perdere, e per la fruibilità del servizio, perché il servizio è fruibile, e anche per un risparmio di costi, perché con un biglietto tu riesci ad attraversare i binari ferroviari e poi salire sui binari di ATM, quindi una buona collaborazione, una buona sintesi. C'è il dubbio se la città lo capirà. Ovviamente Ferrovie e ATM devono fare in modo di rendere il servizio appetibile, ne abbiamo discusso, stiamo parlando di questo. Il biglietto integrato è il primo passo, adesso sta anche ai messinesi capire che è una via ferrata che serve, è ecologica, è economica ed è funzionale, quindi utilizziamola. Integrazione tra i vettori, finalmente si rilancia la metroferrovia, e quindi importante per lo sviluppo sia dei lavoratori ma soprattutto dell'economia della città. È un passaggio importante che si cercava da tanto tempo. A dire la verità, Trenitalia aveva già investito nel 2016 con ben 14 corse di metroferrovia, poi pian piano alcune le abbiamo perdute perché la clientela non ha potuto, a mio avviso, usufruire di questo servizio proprio perché mancava un biglietto integrato che ne agevolasse anche la convenienza economica. Oggi è un passo importantissimo, adesso tutta la palla in mano all'ATM Messina,
perché senza una sinergia vera con il trasporto urbano di Messina il servizio resterà comunque monco e resterà solo un'integrazione tariffaria giusta, importante, ma non sufficiente per un sistema di intermodalità che può dare a questa città una svolta per tutta la viabilità interna. Svolta green soprattutto anche perché tram, treno e autobus poi si allacceranno anche le piste ciclabili, quindi sviluppo anche della città che ne ha veramente bisogno. La metroferrovia entra di diritto e anche in maniera prepotente all'interno del piano del traffico cittadino. È una svolta green, ma è anche una svolta che ha dei ritorni in termini di velocizzazione del trasporto interno, anche di diminuzione del trasporto del mezzo privato, in cui Messina è la terza città d'Italia per caos. Sono 110.000 cittadini della zona sud che ne possono usufruire, quindi quasi metà della popolazione della città, oggi è una giornata importante.